Bentrovati ad una nuova puntata di Friuli Chiama Mondo. Anche questa sera andremo un bel po' in giro per l'Europa a conoscere e a farci raccontare qualcosa dai giovani del Friuli Venezia Giulia che si trovano in vari paesi europei. Il tema è un po' quello che abbiamo cominciato insieme 2 settimane fa, quello portato avanti dall'Ente Friuli nel Mondo. Saluto il presidente Loris Basso. Buonasera Mandi. Che è quello un po' di aver fatto partire questo grande progetto di andare a intercettare i nuovi migranti, quindi i ragazzi friulani, giuliani nel mondo, andare proprio a rapirli fisicamente, a dirgli abbiamo bisogno di voi, a metterli in rete, a mettere in rete le loro conoscenze, le loro esperienze, le loro storie di vita e utilizzare questa rete, abbiamo già cominciato a farlo 2 settimane fa, per promuovere attraverso di loro quello che succede in Friuli Venezia Giulia. E questa sera parliamo di Mittelfest con il direttore artistico Giacomo Pedini. Buonasera, ben trovato. Buonasera, buonasera, grazie. Vado a presentarvi chi abbiamo collegato. Comincio da Clarisse Carlige da Liegi. Ciao Clarisse. Ciao, ciao a tutti. Bentrovata. Giacomo Ferrara da Budapest. Ciao Giacomo. Buonasera, grazie per l'invito. E poi andiamo a salutare da Bolzano Matteo Dri Federspiel. L'ho detto bene Matteo? Mi sono esercitata, eh? Giustissimo. Grande. Giustissimo. Bene. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Un altro Matteo dal Lussemburgo, Matteo Bortolotti. Ciao. Ciao, buonasera a tutti. Allora, io procederei così, riassumimi brevemente il progetto, poi andiamo a conoscere loro e poi mettiamo in collegamento Mittelfest con loro. Vai! Perfetto, grazie, è un'opportunità importante che Udinese TV mette a disposizione, io dico, di tutti i corregionali emigrati, soprattutto giovani in Europa ma in tutto il mondo. Ente Friuli nel Mondo, capofila di questo progetto, delle altre associazioni per i corregionali, progetto sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Il progetto ha come obiettivo quello di intercettare, mappare, cercare di trovare i giovani emigrati negli ultimi 10 anni. Quindi sono giovani che, a differenza dell'immigrazione del secolo scorso, sono giovani che hanno una mobilità, quello che noi definiamo anche una emigrazione fluida, liquida, perché non vanno a costituire per la maggior parte, diciamo, dei focolars, delle associazioni proprie, perché per le loro esperienze di vita, perché questa è una mobilità professionale, sono andati all'estero, soprattutto in Europa, in questo caso stiamo coinvolgendo i giovani europei, dove fanno un'esperienza professionale, mettono a frutto le loro esperienze di studio, ma anche altre conoscenze professionali, però 2 anni a Madrid, altri 2 anni a Londra, 2 anni a Liegi, e quindi abbiamo la necessità di metterli in rete. Questo per conoscere le motivazioni che anche li hanno spostati a muoversi per l'Europa, questi per metterli a disposizione anche dei dati alla nostra regione, agli imprenditori della nostra regione, perché così possono, mettendoli in rete, sapere del potenziale che noi abbiamo. Abbiamo fatto questo progetto, iniziato a Bruxelles l'anno scorso, poi abbiamo fatto una bellissima convention al Dacia Arena. Questa rete si sta mantenendo, sta continuando, una rete ovviamente a distanza, dove questi giovani continuano a essere presenti, anzi addirittura aumentiamo di numero, quindi c'è una volontà. Questa volontà è espressa nella volontà addirittura di diventare ambasciatori delle iniziative regionali, di qualsiasi iniziativa, dell'enogastronomia, ma in questo caso della cultura. E perché no, abbiamo detto, abbiamo Mittelfest, abbiamo Gorizia 2025, quindi sono delle manifestazioni di interesse internazionale e perché non utilizzare questo potenziale bellissimo di questi giovani che abbiamo in giro per l'Europa. È vero, beh, già l'altra volta ragazzi abbiamo in qualche modo lodato il vostro comunque dire sì, perché abbiamo detto voi siete ragazzi che lavorano, che hanno una vita, che hanno una mobilità, che hanno un sacco di impegni, ma che alla chiamata della nostra regione, alla chiamata di Loris Basso in questo caso, insomma avete detto tutti sì, ok, ci mettiamo a disposizione, cosa possiamo fare, lavoriamo insieme, troviamoci. Questa è una cosa veramente, veramente bella e non scontata secondo me, non scontata. Allora, se siete d'accordo, io volevo fare così un giro di presentazioni, mi dite giusto chi siete e perché siete lì e poi entriamo nel merito di Mittelfest. Clarisse, parto da te. Sì, allora io sono Clarisse Karlic, vivo in Belgio, a Liegi.
Sono nata in Belgio, quindi io non sono un'italiana che ha emigrato, cioè sono i miei nonni che hanno emigrato in Belgio negli anni 40-50 e quindi quando mi hanno chiamato per fare parte di questa rete, cioè io ho detto sì subito perché per me valorizzare la regione è sempre una buona idea, una super iniziativa e mi fa piacere essere testimone di questa regione che conosco come turista perché vado sempre in ferie e ecco, valorizzare la regione in Belgio è una super idea. Ecco. Tu lavori all'Università di Liegi, giusto Clarisse? Sì, sì, lavoro all'Università di Liegi nell'ambito amministrativo, però ho studiato altre cose e ho anche studiato in Italia. Giacomo Ferrara, invece tu come sei capitato a Budapest e cosa fai a Budapest? Questa in realtà è una bella domanda perché ci sono arrivato quasi per caso con l'idea di fare una breve esperienza che insomma adesso dura da oltre 6 anni. Il motivo scatenante è stato sicuramente quello di non trovare un mondo del lavoro abbastanza meritocratico a casa nostra, purtroppo devo dirlo. Ad oggi qui mi occupo di consulenza d'immagine che spazia in tanti ambiti, ma quello principale è curare l'immagine sia dal punto di vista estetico che comunicativo di persone che hanno un'esposizione pubblica. Affascinante Giacomo, bello. Matteo Dri, invece tu che cosa fai a Bolzano? Ma io sono qua, si potrebbe dire, per amore, in quanto i miei genitori si sono conosciuti e poi hanno deciso di trasferirsi qui. Mio papà è tirolese di madrelingua tedesca, mentre mia madre è friulana di madrelingua friulana e di origine del Friuli orientale e della Carnia. Lavoro in un'azienda sanitaria a Merano e in questo territorio bellissimo ho imparato fortemente le radici territoriali, culturali e la promozione delle proprie identità, tant'è che quando ero piccolo ho fatto una richiesta fortemente insolita, si potrebbe dire, perché ho fortemente chiesto ai miei genitori la possibilità di avere tutti e due i cognomi, quindi Dri Federspiel, in quanto Dri caratteristico cognome friulano e Federspiel quello tirolese, così da portare avanti la storia. Bella, bella anche questa testimonianza. Matteo Bortolotti, raccontaci qualcosa di te. Allora, io essenzialmente possiamo dire che sono figlio dell'immigrazione del secolo scorso perché mio papà è friulano, nato in Friuli, e ha conosciuto mia madre che è nata in Lussemburgo tramite le Corriere Olivo che portavano su i migranti l'estate dal Lussemburgo al Friuli e si sono conosciuti e poi sono nato io con le mie sorelle in Lussemburgo, però io ho fatto le scuole in Italia fino ai 23 anni e adesso sono 7 anni che sono tornato in Lussemburgo. Ecco. Quindi sono figlio dell'immigrazione scorsa. Ora, immagino che tutti voi avrete sentito parlare, avrete qualche conoscenza di Mittelfest, ma ve la faccio un pochino così presentare anche in quella che sarà la prossima edizione, ovviamente da Giacomo Pedini, per poi capire come si può interagire anche per insomma portare il messaggio di Mittelfest nei posti in cui vivete. Beh, allora, anzitutto diciamo che sono molto contento di essere qua e di conoscere un po' di friulani nel mondo, quindi ringrazio sicuramente Loris per questo invito che ha fatto a Mittelfest, che ha particolare senso secondo me per una ragione. Mittelfest è probabilmente il festival più internazionale d'Italia. Ed è il festival più internazionale d'Italia perché è probabilmente fatto nella regione più internazionale d'Italia, nel senso che c'è una cosa che mi piace spesso ricordare da quando sono qui, che non è poi tantissimo, da ottobre del 2020, ma è il fatto che questa regione è una regione che parla 4 lingue.
non è che in Italia ci sono poi tante regioni che parlano 4 lingue, questo va un po' considerato. E quindi l'attitudine di Mittelfest è proprio quella di far incontrare culture e tradizioni differenti. In fondo nelle storie che voi avete appena raccontato, che riguardano ognuno di voi, a parte l'esperienza personale all'estero, ma in almeno 2 storie ci sono degli incroci culturali. Friulano sud-tirolesi per un verso, friulano-lussemburghesi per l'altro, e tutto questo ha a che fare con Mittelfest. Mittelfest è un festival di spettacolo dal vivo, teatro, musica, danza e circo, viene tenuto 10 giorni alla fine di luglio, gli ultimi 10 giorni di luglio, quest'anno dal 22 al 31 luglio, ma la sua particolarità è proprio quella di portare spettacoli da circa 27 paesi europei, potenzialmente, che un po' incontrano quasi tutte le vostre geografie. Nel Lussemburgo ci manca, abbiamo il Belgio, ma insomma miglioreremo. E poi, come dire, lavora moltissimo anche proprio su quello che è il nuovo fronte artistico e anche generazionale dell'Europa di oggi. Oggi l'Europa è un continente in cui persone che si portano addosso nella propria storia incroci culturali, incroci linguistici differenti sono sempre di più. Mittelyoung, progetto che è nato un anno fa, nasce anche su questa scorta. Noi facciamo un bando verso Natale ogni anno per proposte artistiche da 27 paesi europei, e molto spesso ci arrivano proposte di artisti che provengono da diversi paesi e che si sono incontrati magari in un altro paese ancora e si portano dietro questa ricchezza culturale. Quindi direi che Mittelfest e l'Ente Friuli del Mondo hanno proprio un'affinità elettiva inevitabile, insomma. Assolutamente. A proposito di lingue che si parlano nella nostra regione, io comincerei proprio da Clarisse. Clarisse, che tra l'altro appartiene proprio all'Associazione dell'Unione Migranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia, quindi è molto mitteleuropea Clarisse in questo senso. E allora volevo chiederti, ecco, che cosa sai di Mittelfest e in che modo ti piacerebbe, insomma, interagire con questo evento? Ecco, allora io del Mittelfest conosco Cividale, ecco, perché vado spesso in agosto, vado a Cividale e vedo le cartelle del Mittelfest. Però qua in Belgio è vero che non si sente tanto parlare del Mittelfest, però penso che le associazioni qua in Belgio, della regione e anche delle altre regioni, potrebbero fare un po' pubblicità, parlarne del Mittelfest. E infatti il Belgio potrebbe essere tanto presente al Mittelfest, perché in Belgio c'è stata una grande immigrazione del Friuli e delle altre regioni. Infatti questo misto di origine è tanto Mittel e quindi sì, tutto il mondo artistico è tanto presente in Belgio, quindi sì, mi piacerebbe essere più attiva per il Mittelfest, visto anche che sono tanto legata a Cividale dove si organizza. Beh, insomma, questa è bella, questa vostra disponibilità, no? Poi dobbiamo trovare i canali giusti, le iniziative giuste. Sicuramente, come dicevi tu all'inizio, cioè questi giovani oggi, l'invito oggi di Mittelfest, come di Gorizia 2025 o di altre iniziative, dobbiamo far conoscere a questi giovani quello che viene sviluppato in Friuli, perché l'obiettivo di Mittelfest, al di là di incontrare i popoli della Mitteleuropa, di fare attività culturali, di fare questi scambi interculturali a livello europeo in questo caso, ma quindi se riusciamo, come stiamo partendo oggi, a far conoscere che c'è questa iniziativa, ecco che loro possono veramente diventare gli ambasciatori di chi comunque ha un legame col Friuli, quindi sono i primi a trovare l'occasione di dire: non vado in vacanza in agosto, ma vado in vacanza durante il periodo del Mittelfest, così riesco anche a frequentare queste iniziative culturali, quindi questo è il motivo. Ancora più, anche perché per l'appunto, insomma, dal Belgio qualche artista, qualche spettacolo a Mittelfest viene, è uno dei paesi su cui lavoriamo, soprattutto la sezione Mittelyoung. Ci sono arrivate tante proposte dal Belgio, ma il prossimo anno magari possono arrivare più proposte dal Belgio. Questo lavoro di scambio, di conoscenza reciproca è fondamentale, proprio perché ci tiene costantemente in connessione con altri paesi del mondo,
e naturalmente poi porta anche a ritornare qui non solo a chi è di origine friulana, ma anche a chi il Friuli, come dire, può scoprirlo, insomma, può avere anche questa fortuna che direi da non sottovalutare. Giacomo, tu che sei consulente d'immagine, come diciamo costruiamo l'immagine del Mittelfest a Budapest? Dacci la tua chiave. Bella domanda, però diciamo che gioco forse facile perché Budapest è stata la capitale di un impero multiculturale, multietnico, forse quindi il terreno è già abbastanza fertile, poi i rapporti con il Friuli Venezia Giulia non sono nuovi e non solo per il vaso di Pandora del Tokai che non voglio aprire, ma insomma ci sono dei collegamenti su cui insomma, si può costruire un'immagine, una preparazione a un evento, alla partecipazione di un evento. Matteo, partiamo da Bolzano, ci sei mai stato a Mittelfest? C'è qualcosa che ti incuriosisce in particolare? Che cosa insomma puoi portare da lì? Sì, Mittelfest è un evento che ha un forte potenziale, sarebbe molto interessante o potrebbe essere molto interessante coinvolgere il territorio sudtirolese e le valli ladine. In questo modo si potrebbe anche ricordare il glottologo Isaia Graziadi Ascoli, che sappiamo aver fatto molto per la causa ladina e per l'idioma friulano, a cui oggi è dedicata la filologica friulana. In questo modo si riuscirebbe a dare a Mittelfest, oltre che una posizione artistica e culturale, anche strategicamente una valorizzazione alle minoranze linguistiche che per secoli hanno convissuto con usi e tradizioni, consuetudini in comune. Quindi balli di un tempo, abiti di epoca, bandiere storiche, costumi tradizionali potrebbero essere quell'atmosfera unita a una mirata gastronomia che potrebbero coinvolgere fortemente anche il pubblico germanico, che è sempre molto attirato dalle tradizioni locali dei luoghi, ma anche quello austriaco, che condivide, come ha accennato Giacomo, fortemente la storia con la regione Friuli Venezia Giulia. E secondo me estendere gli inviti quindi a questi luoghi dove sono le minoranze, ma anche i territori che hanno condiviso storicamente il Friuli Venezia Giulia, potrebbe espandere ancora di più la conoscenza di questo importante e bellissimo evento. Ecco, andiamo anche in Lussemburgo, dove mi sembra che dicevi, Giacomo, che siete un po' scoperti. Bisogna cominciare a costruire. Noi abbiamo una missione. Mittelfest, per la posizione del Friuli Venezia Giulia, lavora sul centro Europa e sui Balcani. Questa è la sua origine. Inizialmente i paesi erano 5: Italia, Austria, Cecoslovacchia, Ungheria e Jugoslavia. Poi insomma sono aumentati, ahimè, per non proprio edificanti ragioni, e oggi li abbiamo ancora fatti crescere. Siamo andati un po' a ovest, ci siamo fermati al Belgio. Il Lussemburgo l'abbiamo un po' perso per strada, vediamo se si può recuperare. Cosa possiamo fare, Matteo, per recuperare il Lussemburgo? La curiosità è che in realtà qui a Lussemburgo, la parte est, ovvero quella attaccata alla Germania, il Mittelfest ho scoperto con estrema curiosità, a dire il vero, e sorpresa, perché è molto conosciuto dovuto dal fatto che l'est del Lussemburgo è prettamente di lingua tedesca, no? E essendo il Mittelfest un miscuglio di culture, anche il Lussemburgo comunque, avendo lo stesso principio, mi è capitato una sera di parlare di questo evento con dei lussemburghesi e ho scoperto che sanno esattamente di che cosa sia. Però sono sempre andati come con i belgi o con i tedeschi, mai proprio come i lussemburghesi, se l'hanno visto molto con curiosità, ma senza aver mai avuto rapporti proprio di rappresentanza, diciamo. Tu come te lo senti, Matteo, questo ruolo di ambasciatore? Insomma, ti piace? È una cosa che hai accolto volentieri? Sì, perché a dire il vero qui in Lussemburgo il Friuli è molto 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 conosciuto, perché a livello turistico, un po' meno a livello culturale, perché vengono qui tutti in vacanza sempre a Lignano, mentre per assurdo l'ho trovato più conosciuto il Friuli dagli stranieri lussemburghesi che dal resto d'Italia, quando ti guardano molto con
curiosità, perché il resto d'Italia non è che sei proprio conosciuto quando dici che sei di Udine qua. Immagino. Poi so che tu sei anche ambasciatore dei colori bianconeri, giusto? Sì, quello sì. Cioè stai tirando su un Udinese Club lì in Lussemburgo? Sì, perché a dire il vero siamo anche abbastanza in tanti, perché comunque io ho portato su dei miei amici che anche loro tifano Udinese, e comunque ho scoperto che, visto che comunque qui c'è stata un'importante immigrazione friulana, ci sono tantissimi lussemburghesi di origine friulana, di nonno, di bisnonno, che comunque sono molto legati all'Udinese, perché per loro è un senso di appartenenza, quindi è una cosa in cui ti ritrovi, e mi fa molto piacere questo. Assolutamente, no, il senso di appartenenza, Loris, è qualcosa che insomma proprio esce nelle loro in ogni parola, tra le righe. Ma ci ha sorpreso, veramente ci ha sorpreso, perché riuscire a creare questa rete è stato veramente gratificante per le nostre associazioni, i giuliani, gli sloveni, i friulani nel mondo, tutte queste associazioni che si adoperano per costruire anche il mondo associativo, perché la mission nostra di queste associazioni è appunto questo di contribuire a mantenere i valori identitari dell'immigrazione, però oggi è quello di contribuire attraverso questi giovani che è più difficile, perché questi giovani, i nostri giovani, per fortuna hanno dei mezzi, la mobilità, le trasmissioni come queste, tutte queste non hanno bisogno forse dell'interscambio umano, ma tranquillamente possono colloquiare con le loro famiglie, ma tranquillamente possono rientrare con un viaggio di un'ora da tutta la parte dell'Europa, possono rientrare nella loro famiglia e incontrarsi durante un weekend, rispetto all'immigrazione purtroppo ben più lontana, a quello del secolo scorso, dove il viaggio durava anche un mese, no? E quindi l'importanza di creare questa rete virtuale per noi sarà molto gratificante. Chiuderemo la prossima settimana questo progetto assieme a tutti i presidenti delle altre associazioni, e sono sicuro che lo ripeteremo anche durante l'anno con una nuova progettualità, un nuovo tema, ma partendo da questi giovani che veramente si sono trovati veramente interessati, e per noi avere, ripeto, questi ambasciatori consci del valore di queste relazioni per le nostre associazioni, ma soprattutto per il territorio che rappresentiamo, è veramente qualcosa di gratificante. C'è un tema particolare? No, sì, volevi dire qualcosa? No, volevo dire che sono assolutamente d'accordo, anzi, la cosa che sarebbe molto bella è la possibilità, oltre quella di dialogare a distanza, come oggi si può fare, come oggi è anche più facile per noi che viviamo sempre in movimento in luoghi diversi, però anche quella di pensare a un tempo in cui fisicamente ci si può ritrovare in Friuli. Ecco, il senso di un festival è anche questo, cioè il senso di un festival è quello vero della festa, cioè di un momento, di un tempo durante l'anno in cui ci si ritrova in un luogo e si spende quei giorni, quei momenti assieme. Mittelfest ha anche, come dire, questo valore qua, ha anche questa forza, e la programmazione, gli spettacoli, la varietà di proposte, quello che c'è collateralmente in tutta la promozione che facciamo del territorio, naturalmente anche dal punto di vista enogastronomico, si lega a questo. Per cui il mio auspicio è che poi questa apertura di dialogo possa corrispondere alla possibilità di ritrovarci fisicamente durante quei 10 giorni lì, o un fine settimana, insomma. Sì, assolutamente, anche perché abbiamo bisogno di vederci fisicamente, no? Beh, siamo in tanto, un'epoca storica in cui proprio abbiamo bisogno fortemente di riguardarci negli occhi e di parlarci guardandoci in faccia, al di là degli schermi, dei telefonini e di tutto questo. A proposito di questo, il tema dell'edizione 2022. Imprevisti. Ecco, adesso sono già pentito di averlo scelto, però ce ne stanno accadendo di ogni tipo di imprevisti possibili ci sta succedendo in questo periodo. Ma questo è inevitabile. L'hai beccato giusto. Ci ho pensato, mettiamola così, ci ho pensato un po'. No, allora, la dimensione degli imprevisti. Sì, naturalmente il tema nasce da un pensiero lungo che viene fatto. Perché imprevisti? Perché mi sembrava sensato, e può riguardare anche le biografie. Giacomo per l'appunto ha detto: come mai sei a Budapest? Ma in realtà non era previsto che rimanessi a Budapest, e poi le cose sono andate diversamente. Ecco, la dimensione è questa: ci sono degli eventi, delle questioni, delle circostanze che sono più grandi di noi.
È vero che noi decidiamo, è vero che noi scegliamo cosa fare, ma certe volte sono le circostanze con cui dobbiamo venire a patti, il che non è necessariamente negativo, può anche essere positivo. Gli imprevisti sono questo, cioè sono quella miriade di cose che accadono intorno a noi di cui a un certo punto ci rendiamo conto perché ci passano finalmente sotto gli occhi e bisogna farci i conti. E però l'imprevisto può essere sia negativo sia positivo. La questione è saperlo cogliere, saperci relazionare. L'ho scelto pensando al grandissimo imprevisto che ci ha accompagnato in questi 2 anni, che per certi versi può essere una sana lezione di umiltà, e poi perché credo che una bella sana lezione di umiltà fa sempre bene, anche il prossimo anno, l'anno dopo, e poi perché gli imprevisti teatralmente sono pieni di divertimento. Cioè, imprevisto in scena, poi con il circo, con la musica, ce n'è. È vero, è un tema meraviglioso, davvero. Me lo raccontate? Me li raccontate un po' i vostri ultimi mesi di imprevisti? Parto proprio da Giacomo. Beh, l'imprevisto che ci ha riguardati tutti, che è quello pandemico, immagino abbia toccato anche i miei colleghi e compagni di viaggio, la difficoltà a rientrare, la difficoltà a dire oddio, il tampone, la dose, insomma, questo credo che sia l'imprevisto che ha riguardato tutti, che poi ha impattato a livello lavorativo. Pensate, io mi sono dovuto riadattare perché faccio una professione dove ho bisogno del contatto con la persona per creare l'empatia, ma anche perché c'è tutta un'analisi cromatica che ha bisogno del faccia a faccia, e riadattarla all'online, quindi assicurarsi che la persona abbia le luci giuste, la camera che non sgrana, insomma tutti i dettagli tecnici che non devo spiegare a un giornalista. Insomma, questo, no, mi ha portato a dover imparare cose nuove, insomma, a formarmi e anche a utilizzare meglio degli strumenti che credevo di saper utilizzare, perché comunque sono anche io un millennial, e invece li ho dovuti un po' riscoprire e rivisitare. Ecco, l'obiettivo è che poi che gli imprevisti ci migliorino, no? E questo dovrebbe essere la strada di ognuno di noi, quella che magari ci porterà poi a incontrarci tutti a Mittelfest quest'estate, perché insomma ci auguriamo che succeda questo, però potremmo anche andare in trasferta. Vabbè, questo sicuramente, anzi, io mi devo organizzare perché a Budapest ci devo anche andare, ecco. Adesso devo organizzare un paio di viaggi e quindi assolutamente sì. A Liegi non l'ho ancora in programma, ma c'è un teatro importante a Liegi, quindi ci andrei molto volentieri. Clarisse, ci racconti anche tu i tuoi mesi di imprevisti? È un po' come tutti, penso, c'è il smart working che all'università è qualcosa di completamente strano, quindi abbiamo dovuto anche fare in modo di dare le lezioni in videoconferenze. Tutto questo è stato un po' un imprevisto. Sì, infatti la vita è un po' cambiata, i tamponi, tutti questi scan di sempre, sei in ordine di vaccinazione, tutti questi, l'imprevisto che ha fatto che non ho potuto assistere essere presente alla riunione a Udine per colpa del Covid. E sì, tutti imprevisti che nella vita di una donna già è un po' strano, perché le donne sono organizzatissime e in Belgio siamo sì un po' germanici sulla cosa, siamo sempre organizzati e quindi questi imprevisti hanno un po' scombussolato tutta la nostra vita. E infatti volevo dire sì, abbiamo un meraviglioso teatro a Liegi di fronte all'università e quindi sarebbe bello infatti di venire a Liegi a visitare questo magnifico teatro. Ecco, Giacomo, un altro invito al Teatro di Liegi. C'è problema. No, volevo dirti, come si fa, poi vado agli altri gli imprevisti dei due Matteo, come si fa però anche a pensare a una manifestazione come Mittelfest, così vasta, che dialoga così con gli altri paesi, in un momento di continua incertezza, ribaltamenti di situazioni? Cioè, voi avete il vantaggio ovviamente di farla d'estate, questo, sì, e questo è stato importante, però credo che insomma non sia facile.
Sì, beh, come dire, è complesso come ogni attività è complessa. La questione è muoversi per tempo, cioè lavorare con largo anticipo nei tempi giusti in maniera il più possibile organizzata, in modo tale da fronteggiare gli imprevisti che accadono e continuano ad accadere nell'arco del lavoro. Lavorare con gli altri paesi europei vuol dire lavorare con largo anticipo, perché effettivamente ha ragione, insomma in Belgio sono molto organizzati, ma anche negli altri paesi sono molto organizzati, si muovono con anticipo. Noi, le istituzioni italiane in Italia si muovono un po' più lentamente purtroppo, però come dire, noi qui siamo per l'appunto in Friuli, quindi possiamo godere di questa nostra specificità che ci fa lavorare più in una dimensione europea, quindi con il giusto anticipo. Questa è un'attitudine virtuosa che c'è in questa regione a più livelli e che la distingue in termini positivi dal resto d'Italia. E questo vuol dire anche che quando succedono cose impreviste, e ne accadono ahimè in continuazione anche oggi, uno ha modo di affrontarle. Alla fine più o meno si dovrebbe arrivare in fondo, poi non dipende da noi. È vero, è vero. Matteo, andiamo a Bolzano. Come sono stati i tuoi imprevisti? Abbastanza intensi come quelli di un po' tutti. Immagino pandemia e situazione tragica mondiale che insomma sta lasciando un po' tutti senza parole. Gli imprevisti, diciamo che io avrei bisogno di una giornata fatta a 48 ore, perché vicino al lavoro studio, poi nel tempo libero mi dedico alle ricerche sul Friuli, eccetera, e quindi l'imprevisto forse per eccellenza potrebbe essere anche l'informatica, perché tante volte per riuscire ad accedere a determinate fattispecie hai bisogno anche di conoscere molto bene i sistemi. Io insomma ci provo, mi impegno, però non sempre è così facile. Eh sì. Vogliamo invitare Giacomo anche a Bolzano, va bene? Ma assolutamente, tutti quanti, invito a Bolzano, sarebbe anche bellissimo, un motivo di ritrovo, anche fare magari delle riunioni con la Consulta Ladina, con la provincia stessa, che è sempre molto disponibile, e quindi sarebbe veramente un'ottima occasione e sarebbe veramente bellissimo. Volentieri, non a Bolzano ma a Merano c'è un importante festival con cui tra l'altro insomma siamo in ottimi rapporti. Vedi che bello poi il linguaggio della cultura che... Io vivo a Merano. Ecco, allora a Merano, quindi c'è il Festival di Merano, che è un festival di musica classica importante, molto molto bello. Bellissimo. Sì, bellissimo. Fammi sentire anche gli imprevisti di Matteo dal Lussemburgo. Beh, io come imprevisto, soprattutto pandemico, all'inizio di gennaio, subito dopo Capodanno, in pratica è successo che nell'atelier dove lavoro, che siamo 40 colleghi, 32 sono risultati positivi e quindi eravamo solo in 8 negativi, e quindi ho dovuto fare per 2 settimane tamponi ogni giorno, 2 volte al giorno, perché era più la possibilità di essere positivo che di essere negativo. Poi, ringraziando Dio, non è successo niente, però sono situazioni che ti fanno pensare, perché dici: se io questa settimana qua dovevo andare a una convention e sono nel bel mezzo di un focolaio, sono bloccato, e lì devi essere comunque, secondo me, essere bravo ad avere comunque quella elasticità mentale di trovare una soluzione a lungo termine, perché comunque questo aspetto pandemico ti blocca non poco lo spostarsi. Questo è vero, e credo che anche però in questo senso, no? Abbiamo tutti i cervelli nostri sono cambiati in questo periodo, no? La paura, ti trattieni, oddio se porto qualcosa, oddio se mi viene qualcosa, ma forse proprio un evento così culturale, questa atmosfera qui ci può un attimo abituare i cervelli a rilassarsi di nuovo, Cioè, c'è la cultura e gli eventi, gli spettacoli in questo momento hanno questo ruolo qui, di riportarci un attimo a pensare ad altro.
Ma secondo me, più che pensare ad altro, ci possono portare a rapportarci quotidianamente in un modo migliore alle cose che ci accadono. Cioè, la questione non è distrarsi, perché poi tu fai la distrazione, ti vedi magari un gran bel film, dura 2 ore, poi dopo è un casino come era prima, Sì, cioè sì, non è che cambia sì, tanto. sì. Allora, probabilmente forse la cosa più importante, e questa credo che sia anche una delle funzioni più intelligenti e furbe, se vogliamo, anche della cultura degli spettacoli, quando sono fatti bene, è che di base naturalmente ti divertono, quindi ti distraggono, ma allo stesso tempo ti lasciano quel seme che poi quando tu ritorni alla tua vita quotidiana ti è rimasto qualcosa dentro che te la rende migliore. Per cui sostanzialmente credo che sia anche questo l'importanza di un evento come Mittelfest e del ritrovarsi a Mittelfest, cioè prendersi un tempo per dire mi stacco dalla mia quotidianità, veramente le ferie, veramente la festa, poi quando ritorno nel tran tran ci ritorno meglio di come era prima. Diverso da com'ero. Eh sì. Sì, questo è assolutamente fondamentale. E questo è il bello, io voglio ringraziare perché abbiamo un direttore artistico giovane, pari età più o meno dei nostri giovani, dei nostri, tra virgolette, millennials che stiamo coinvolgendo, no? Però in modo particolare ritengo opportuno ringraziare il presidente Corciulo che ha investito sui giovani, su un Mittelfest un attimino con un passo diverso, orientato ai giovani, no? Perché anche Mittelyoung, sì, Mittelland, sì. Quindi tutte iniziative rivolte ai giovani per far emergere i giovani in questa manifestazione, ma soprattutto abbiamo avuto il piacere lo scorso anno anche di condividere la promozione, non solamente come stiamo facendo adesso, diretta coi giovani, ma utilizzando tutti i friulani, i corregionali sparsi nel mondo per promuovere queste iniziative. Ecco, da lì che è nata questa idea appunto di avere proprio dei testimonial più vicini, no? Perché pensando appunto all'imprevisto della pandemia è ancora un po' complicato magari per chi si trova diciamo in Sud America, piuttosto nell'America, piuttosto in Australia, Canada, magari trovare l'occasione per venire in Friuli a Mittelfest, ma in Europa tranquillamente una settimana, un weekend, lo possono tranquillamente fare per venire a vedere uno spettacolo e rientrare. Ecco perché è nata questa idea di coinvolgere i nostri corregionali che sono qua in Europa. Bene, insomma, abbiamo gettato un pochino le basi, poi so che voi vi vedete spesso, ragazzi, e insomma siete sempre in collegamento, lo stesso Giacomo in giro per l'Europa vi può venire a trovare, insomma, a vedere i vari teatri, le varie manifestazioni, assaggiare qualche specialità dei luoghi e speriamo che da questo insomma contatto poi nascano tante belle cose, insomma tanti imprevisti positivi che ci migliorino tutti quanti. Allora vi ringrazio, parto da Clarisse. Ciao Clarisse, grazie di essere stata con noi. Ciao, grazie. Salutiamo anche Giacomo da Budapest. Ciao Giacomo, buon lavoro, a presto. Grazie mille, buona serata a voi. Matteo Dri Federspiel da Bolzano, tu sei credo più vicino, quindi insomma non mancheranno le occasioni per incontrarsi, ok? No, io sono fortemente legato al Friuli e ogni volta che posso vengo in Friuli. Per me il Friuli è una Heimat, una piccola patria. A presto e spero anche che potremo vederci a Merano o a Bolzano qualora si riesca a organizzare, o in Friuli, ecco. Assolutamente. Grazie Matteo, grazie anche a Matteo Bortolotti dal Lussemburgo. Ciao Matteo, in bocca al lupo per tutto. Ciao, grazie mille, è sempre un piacere. Grazie mille a tutti. Ci si rivede anche alla Dacia Arena, te, no? Sappiamo che ogni tanto la trasfertina... Certo. Anche in trasferta. Bene, anche grandissimo. Grazie, in bocca al lupo. Ringrazio Giacomo Pedini, direttore artistico di Mittelfest, per essere stato qui con noi e in bocca al lupo per il lavoro dei prossimi mesi. Grazie, crepi il lupo e vi aspetto dal 22 al 31 luglio a Mittelfest e dal 12 al 15 maggio a Mittelyoung. Ciao Loris. Sicuramente bene, riprenderemo la prossima settimana per la giornata conclusiva che svolgeremo proprio al Teatro Verdi assieme agli amministratori di Gorizia, di Nova Gorica, a Petticeol Pelzec e quindi ci troveremo assieme ai presidenti delle altre associazioni per fare un punto di questo progetto per reiniziare subito a lavorare per coinvolgere di nuovo e coinvolgervi di nuovo
tutti i giovani che sono sparsi in Europa. Credo sia stato un bel progetto, una bella idea, te lo dico, perché Grazie. insomma poi vediamo veramente che abbiamo dei ragazzi, e lo diciamo ogni volta, di cui veramente andare fieri in giro per il mondo, che ci rappresentano in una maniera bellissima, bravi, educati, guardali, guardali, e noi siamo orgogliosi di avere questi ragazzi in giro per il mondo. Ecco, allora ci rivediamo la prossima settimana e poi per un'altra serie lunga di Friuli Chiama Mondo, in cui incontrare sempre nuove persone e nuove esperienze. Grazie a tutti, grazie per averci seguito, alla prossima settimana.